Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione. Buona festa del papà ovviamente a tutti i papà in questo 19 di marzo. Ringrazio fin da subito in regia Renato Capoia e Tony Paul. Prima di iniziare con la nostra prima edizione vi ricordo un appuntamento importante della nostra programmazione nel pomeriggio, anche molto atteso e molto richiesto, perché vi abbiamo raccontato in questi giorni il boom di ascolti nella nostra emittente per la diretta del processo a Veccia di giovedì sera. Ebbene, questo pomeriggio dalle 16:30 potrete rivedere questo evento importante che ha visto tantissimi trevigiani a Ponte Dante e tanti anche incollati davanti alla televisione per questo evento tradizionale, insomma, di metà Quaresima, e quindi dalle 16:30 di oggi potrete rivedere la diretta, potete rivedere il processo a Veccia nella sua interezza, e quindi appuntamento più tardi nel pomeriggio. Allora iniziamo la nostra prima edizione, ci sono tanti temi che affronteremo, ma subito come sempre c'è la cronaca. La cronaca ci parla purtroppo di due gravi incidenti avvenuti in poche ore nella Marca Trevigiana, una Marca Trevigiana già funestata in questo 2023 da drammi e tragedie sulle strade. Il più grave di questi incidenti, lo vedete nelle immagini dei Vigili del Fuoco, è avvenuto poco dopo le 6 sulla Postumia a Vedelago, dove un 25enne di Asolo è rimasto gravemente ferito dopo che la sua auto si è ribaltata mentre percorreva la provinciale in direzione di Castelfranco. L'auto si è distrutta, il motore si è staccato, pensate, andate a finire anche nel giardino di una villa. I vigili del fuoco sono usciti a estrarre dall'abitacolo il giovane gravemente ferito e portarlo poi al SUEM, e quindi con l'elisoccorso portarlo al Cafoncello di Treviso, dove resta in gravi condizioni, probabilmente un colpo di sonno all'origine dello schianto. Questo che invece vedete è un incidente avvenuto qualche ora prima, poco prima dell'1 di notte, un altro ribaltamento avvenuto a Orsago sulla Ponte Bana, un'auto che è finita contro un albero e poi si è ribaltata. In questo caso i feriti sono due, la gravità media, fortunatamente non così grave come quanto accaduto a Vedelago, ma insomma sono stati portati entrambi al Cafoncello anche queste due persone, due giovani di poco più di 20 anni. Dalla Marca Trevigiana al Padovano invece, con una storia di violenza, picchia e minaccia la compagna conosciuta tramite una app di incontri, e infine ha cercato di appiccare il fuoco al suo appartamento, ma la donna è riuscita a denunciarlo e è stata messa al sicuro dalla polizia. La vicenda è avvenuta la scorsa settimana a Padova, quando nel tardo pomeriggio di martedì un'impiegata di 46 anni è stata condotta nella stazione Fasce Deboli della squadra mobili di Padova dopo essersi fatta medicare al pronto soccorso per contusioni, ematomi e ferite da percosse. La donna si è dunque decisa a denunciare i maltrattamenti subiti dal compagno, un 42enne conosciuto mesi addietro appunto in una app di incontri e che aveva precedenti purtroppo per vicende analoghe. L'uomo l'ha minacciata più volte, l'ha colpita e poi ha tentato anche di dare fuoco al suo appartamento. È stato dunque bloccato dalla polizia. È stata la settimana nella quale abbiamo raccontato anche purtroppo ancora una volta di fenomeni di bullismo con protagonisti i giovanissimi, ma non solo fenomeni di bullismo, anche di vandalismo gravi. Il più grave è avvenuto a Pianiga, ce l'ha raccontato ieri il nostro Filippo Fois. 3 diciassettenni ed un sedicenne sono tutti minorenni responsabili dell'incendio appiccato al parco pubblico di Pianiga, dando alle fiamme alcuni libri contenuti in un box di metallo, di fatto una piccola biblioteca al servizio della comunità. Quella sera solo il provvidenziale intervento dei carabinieri con l'estintore dell'auto di servizio aveva evitato il propagarsi del rogo ed il rischio che vi fossero feriti. Le indagini seguite a quel 14 gennaio hanno portato i carabinieri della tenenza di Dolo a denunciare alla Procura dei minori di Venezia i 4 ragazzi, tutti della zona. Sono 4 ragazzi che purtroppo non capivano la gravità di quanto stavano realizzando. Ora si sono resi conto di aver commesso un errore importante, sono venuti anche a ricevimento da me per chiedere scuse e per dirsi pronti a ripagare la collettività per il danno che hanno fatto. Le indagini delle forze dell'ordine si sono svolte anche attraverso la visione di tutti i sistemi di videosorveglianza dell'area e tramite controlli incrociati sugli spostamenti dei ragazzi che venivano man mano individuati. Insieme ai servizi sociali stiamo attivando un progetto che li vedrà coinvolti per ripagare la collettività.
affinché possano davvero rendersi conto dello sbaglio commesso e possano sicuramente in futuro non commetterlo più. Anche a Pianiga, peraltro, i carabinieri organizzano incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani sul rispetto delle regole e farli riflettere su temi come il cyberbullismo, la violenza di genere, il rischio legato al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Un altro aggiornamento di cronaca riguarda il grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Macerata. Un 54enne, l'abbiamo raccontato nel nostro telegiornale, che stava tagliando un albero nel giardino del cugino, è stato travolto dalla pianta, resta in gravi condizioni all'ospedale dopo essere stato appunto soccorso con l'elicottero ieri dal SUEM. Sul posto, lo dicevamo già ieri, i carabinieri per accertare la dinamica di questo incidente. Torneremo alla cronaca fra poco. Tra i temi che affronteremo più tardi anche con i nostri ospiti politici, è uno dei temi che stiamo raccontando in queste settimane, ormai c'è quello della siccità, una situazione sempre più grave. Allora vi facciamo vedere il video denuncia del co-portavoce di Europa Verdi e deputato di Verdi e Sinistra Bonelli, che ha fatto un giro sull'Adige in secca. Allora vediamo le sue immagini. Questo è il fiume Adige, uno dei fiumi più importanti d'Italia. Sul fiume Adige vanno a finire buona parte del sistema idrico che viene dalle Alpi. Il fiume Adige nasce nella Val Venosta e guardate qua, in buona parte si percorre a piedi, in una buonissima parte. È incredibile la siccità. Guardate, è un fatto veramente drammatico. Adesso andiamo lì dove ci sono i plinti dove prima passava l'acqua. Guardate, possiamo arrivarci a piedi e noi ci arriveremo. Guardate, adesso salgo sul plinto. Ecco, qui potete vedere, non so se riuscite a vederlo, il limite dell'acqua. Guardate, guardate. Qui c'era l'acqua, dove ci sono io c'era almeno 2 metri di acqua. Guardate, si può arrivare a piedi, la profondità sarà almeno di 30-35 centimetri per arrivare all'altro plinto, forse 40, ma non di più. Un disastro. Un disastro. Vorrei dire al governo che tanto si vanta di aver approvato un piano energetico, comunque sia di voler trasformare l'Italia in un hub del gas europeo per vendere l'energia da gas in Europa, che il gas e le fonti fossili sono responsabili dei cambiamenti climatici, sono responsabili di questo disastro e voi continuate in questo disastro. Invece di puntare sul risparmio energetico, sulle rinnovabili e nelle politiche sul clima, state facendo la guerra al clima. Ecco, non avremo più acqua. Vogliamo cambiare, per favore? Questo è il video denuncia dunque di Bonelli. Intanto, dopo l'ordinanza della Regione Veneto, il sindaco di Padova è il primo tra i sindaci, tra i comuni più importanti del Veneto capoluogo, a confermare l'ordinanza varata lo scorso anno. A preoccupare è soprattutto il rischio che non vi sia abbastanza acqua per raffreddare l'inceneritore di Padova. Ho paura tra 2 mesi, siamo in pericolo 2 mesi, stiamo lavorando moltissimo, è bello che abbiamo investito giustamente sui invasi, abbiamo investito un sacco di soldi per fare invasi per contenitori d'acqua, sono convinto che serviranno perché come al solito saremo per tanti giorni, settimane senza acqua, poi se usare un'acqua zona avremo problemi. Il tempo sta cambiando, l'emergenza climatica è chiara. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha confermato l'ordinanza antisiccità della scorsa estate. Dopo l'intervento della Regione Veneto, il Comune di Padova è quindi la prima amministrazione a varare un provvedimento in vista dell'estate.
La disposizione voluta del sindaco ricalca quella già emanata lo scorso anno e vieta alcune attività come il lavaggio di piazzali e veicoli, esclusi gli autolavaggi, l'utilizzo di acqua in fontane o vasche che non abbiano sistemi di ricircolo, così come l'innaffiamento di prati e giardini pubblici e privati tra le 6 del mattino e mezzanotte. Io sono molto preoccupato perché i fiumi interni, ad esempio, faccio un esempio, i fiumi interni, piove, va a raffreddare l'inceneritore, le palle dell'inceneritore. L'anno scorso abbiamo sfiorato per una settimana mancanza di raffreddamento dell'inceneritore. Se si ferma l'inceneritore, magari qualcuno è contento, ma dobbiamo buttare i rifiuti da qualche altra parte, per cui diventa veramente pericoloso. Per cui massima attenzione all'acqua, sono ancora chiuse le fontane, tutto quello che è spreco d'acqua sarà continuato. Io spero che la gente i giovani sono più consapevoli, perché nella nostra testa non è un problema, ce l'abbiamo sempre avuta, non è così. Emergenza siccità senza fine anche sull'altopiano dei 7 comuni ad Asiago e c'è anche il rischio incendi. La crisi idrica sta colpendo in modo durissimo il Veneto. Ma se l'agricoltura della Pedemontana piange, la montagna non ride di certo. Ne sanno qualcosa abitanti e turisti dell'altopiano dei 7 comuni, dove le precipitazioni piovose sono state praticamente nulle nell'ultimo periodo. Per non parlare della neve, che in questo inverno si è vista davvero poco. Il fenomeno è molto inusuale, considerando il fatto che sull'altopiano ha sempre piovuto molto e quindi avere dei periodi di siccità così prolungati ci sta preoccupando, e questo dovrà certamente imporre alla nostra gente, i molti turisti che frequentano il nostro territorio, anche di razionare l'uso dell'acqua, avere molta più prudenza, molta attenzione anche nel consumo della risorsa idrica. Il territorio dell'altopiano è infatti carsico e non trattiene l'acqua piovana, che deve essere pompata dalla pianura con un complesso e costoso sistema di tubature. Ma non è solo la siccità a far paura a sindaci e residenti. È chiaro che questo deve anche porre l'attenzione su quelli che sono i rischi di incendio, che inevitabilmente possono manifestarsi in un periodo di grande siccità, ma anche di secchezza, perché le nostre foreste, i nostri boschi stanno risentendo dell'assenza di precipitazioni. Quindi questo implica notevole maggiore attenzione da parte dei nostri cittadini e dei turisti. L'enorme patrimonio boschivo dell'altopiano, tanto caro a scrittori come Mario Rigoni Stern, è a rischio. Noi abbiamo un patrimonio immenso fatto di foreste, di boschi, un valore inestimabile, e non possiamo pensare che ci possano essere delle condizioni tali da poter anche determinare l'innesco di incendi che potrebbero propagarsi su gran parte della nostra montagna. Quindi quello che noi auspichiamo è che scendano presto precipitazioni piovose e che possano porre rimedio a questa situazione veramente anomala. Con queste premesse è comprensibile come tutti sulla montagna vicentina rivolgano gli occhi al cielo, nella speranza di vedere nuovamente nuvole gonfie d'acqua, di sentire ancora il rumore del temporale e il suono della pioggia che batte sugli alberi e sul mare di verde dell'altopiano. È il caso della siccità, diamo uno sguardo fuori dal Veneto, dal sito di Repubblica. Maxi rogo a Roma in queste ore, in fiamme 22 scuolabus in via Ostiense, 6 squadre di vigili del fuoco in azione. È successo in un deposito all'altezza di Ostia Antica. Una volta domato il fuoco, via i rilievi per individuare le cause, c'è la pista dell'incendio doloso. E ancora incendi, sempre dal sito di Repubblica, bruciate 16 auto di Poste Italiane e c'è la rivendicazione degli anarchici che scrivono per nostro fratello Alfredo Cospito. Dunque questo sempre a Roma, con 16 auto di Poste Italiane date alle fiamme e la rivendicazione anarchica. Quindi incendi, preoccupazione per questi incendi dolosi a Roma. Un altro tema che affronteremo è un tema che stiamo affrontando, quello della cittadinanza italiana. Da domani, lunedì 20 marzo, 7 giorni contro il razzismo. È una settimana dedicata proprio alla lotta contro il razzismo, e tra le tante iniziative nelle scuole trevigiane con l'Ollus Eye Care c'è anche la testimonianza di Mariam, che era nei nostri studi nei giorni scorsi. È una storia di una, come tanti, di una ragazza che di fatto vive qui da quando era bimba, è di fatto italiana ma non lo è per lo Stato. Il suo appello ai nostri microfoni.
Ho fatto le elementari qua, appunto mi sono appena laureata in relazioni internazionali e diritti umani a Padova e penso che quello della cittadinanza sia una piaga per noi ragazzi di seconda generazione. Come tanti suoi coetanei, Mariam si trova in una condizione sospesa, sentirsi italiana, aver studiato nelle scuole italiane ma non essere riconosciuta tale. Oggigiorno forse penso di meritarmi più la cittadinanza italiana che quella del Burkina Faso, perché io fondamentalmente del mio paese non so l'inno, oltre a sapere qual è la capitale, molto probabilmente non so neanche i cibi tradizionali e invece posso dire con tanta certezza che so tutto questo dell'Italia. Ti senti anche trevigiana? Sono trevigiana. Eppure dice Treviso l'ha accolta, la città non è razzista, nonostante le difficoltà iniziali e alcuni atteggiamenti fastidiosi. Dalle maestre ho avuto come quella sensazione di stai un po' là. Ecco. Quindi più da parte degli adulti che dei bambini? Sì, sempre da parte degli adulti. Devo ammettere questo punto di vista, anche con i miei coetanei della mia età, io non ho mai sentito questo disagio, ecco. Semplicemente prendendo l'autobus mi è capitato una volta, che penso che è qualcosa che capita molto a noi seconde generazioni, di lasciare magari il posto alla signora che non voglia sedersi e poi subito dopo magari il nostro coetaneo bianco, possiamo dirlo proprio così, lascia la sedia e ci si siede molto volentieri. Mariam è una delle testimonial di iCare, onlus trevigiana presieduta da Gianni Rasera, pronta a ritornare per 7 giorni di iniziative nelle scuole in occasione della giornata per l'eliminazione delle discriminazioni. Saremo nelle scuole tutte le mattine portando proprio testimonianze sia di ragazzi di seconda generazione ma anche di altri immigrati. Avremo una proveniente dall'Afghanistan, una dall'Iran e un altro dal Senegal, quindi che potranno anche raccontare come sono arrivati loro, differente dalla seconda generazione, invece che racconteranno come appunto sono cresciuti, si sono integrati nella nostra società. Un altro tema riguarda la disperata caccia al personale da parte dei comuni. Come sapete sta diventando una vera e propria emergenza e allora ci sono un centinaio di comuni veneti che hanno aderito a un'iniziativa dell'Associazione per la modernizzazione degli enti locali, un maxi bando per assunzioni rapide e semplificate. Le nuove strade intraprese dalle amministrazioni locali per reclutare dipendenti pubblici si moltiplicano. Da Marostica a Costa Bissara, da Cerea a Romano de Zelino fino a Pianezze, Agna, Villanova Marchesana, sono un centinaio i comuni veneti che sfrutteranno il concorso 2023 della ASMEL, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Maxi avvisi pubblicati il 7 marzo e in scadenza il 22, così da formare elenchi validi per 3 anni o comunque fino all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati. Ma cosa più importante, i comuni potranno chiamare direttamente gli iscritti e fare entrare in servizio l'interessato in sole 5 settimane. Un'iniziativa del tutto simile a quella intrapresa nelle settimane scorse dalla provincia di Treviso, che procederà a selezioni uniche dalle quali i comuni potranno poi attingere. E va da sé che operazioni di questo genere si moltiplicheranno vista la vera e propria emergenza che si profila nei municipi. Dobbiamo veramente risolvere il problema della carenza di personale e del fatto che le persone non si presentano più ai concorsi pubblici. Un'opportunità sia per gli enti locali che per i dipendenti poter procedere ad assunzioni semplificate, vista la carenza di candidati che si presentano ai concorsi, sempre meno numerosi, sempre più impreparati. Il problema, dice Cendron, sta anche nella capacità comunicativa di attrarre nuove leve. Ci sono queste opportunità di lavoro ed è un lavoro sicuro di un certo tipo, quindi dobbiamo lavorare anche su questo, sulla comunicazione di quanto sia anche bello e soddisfacente lavorare in un ente locale come ad esempio un comune. La sanità, e restiamo a Treviso, il nuovo ospedale di Treviso, la cittadella della salute, sarà pienamente operativa in 1 mese e mezzo. Ad aggiornare la tempistica è stato il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, ieri alla cerimonia di scopertura della targa
di fronte al reparto di malattie infettive per ricordare le vittime del Covid. È stato sbloccato il ricorso che riguardava gli arredamenti, presto arriverà anche una TAC mobile per consentire il trasferimento completo delle radiologie senza incidere sulle liste d'attesa. Sapete quanto sia problematico proprio il tema delle liste d'attesa. Sentiamo allora Benazzi. Stiamo adesso, avevamo la gara che poi il Consiglio di Stato ci ha dato ragione degli arredi, quindi adesso le ditte stanno performando per ovviamente arredare tutto il sistema. Fatta e inaugurata la struttura, il vero nodo da sciogliere restava quello degli arredi e relativi ricorsi, ma ora, complice una pronuncia del giudice amministrativo di secondo grado, la situazione è stata sbloccata. Le 2 ditte individuate stanno operando proprio in questi giorni con le misurazioni. L'intenzione è quella di recuperare il tempo perso e procedere contemporaneamente con il trasferimento dei macchinari. Le 2 partite ovviamente sono collegate e già nelle prossime settimane sarà allestita una TAC mobile per non fermare nemmeno per un giorno la diagnostica. L'altro fronte è quello dei parcheggi antistanti, la nuova cittadella della salute. Dobbiamo fare il collaudo delle parti esterne, compreso il parcheggio, e poi potremo entrare. Quindi entreremo nel giro di un mese e mezzo completamente tutte le unità operative. Insomma, eseguito il collaudo, il nuovo ospedale sarà pienamente operativo tra la primavera e l'estate. Massima attenzione, assicura il direttore generale, sarà posta al trasferimento dei reparti di chirurgia e radiologia. L'obiettivo dichiarato: garantire lo scorrimento delle liste d'attesa che ancora scontano il periodo Covid. Lo dicevamo ieri, l'abbiamo raccontato in diretta, la cerimonia davanti all'ospedale di Treviso, la targa per commemorare le vittime del Covid, proprio nella giornata nazionale che ricordava i tantissimi morti in tutta Italia, 2800 le vittime della Marca trevigiana. Abbiamo raccontato non solo di chi è sopravvissuto a questa terribile esperienza, ma anche gli infermieri, gli operatori sanitari che hanno lottato in prima linea contro questa terribile pandemia. Allora ai nostri microfoni i ricordi commossi di chi c'era, chi ha lottato per salvare queste persone. Una cosa sì, ci tengo a dire, che mi commuovo. Quando quei pazienti dicevano non riusciamo a parlare, non riusciamo a vedere i parenti, avevamo anche i tablet, insomma, per fare le videochiamate. Però io mi sentivo di dire: ci sono io tua nipote, sono io tua figlia. Cioè, nel senso, eravamo noi, i loro parenti. E quindi quando si dice che sono morti in solitudine non è vero. Davamo noi quel piccolo conforto, insomma. E poi, insomma, è stato anche difficoltoso tra di noi, ci dovevamo sostenere sempre. Infermiera nel reparto di malattie infettive al Cafoncello, Roberta pensa a tutti quei parenti che non hanno potuto salutare i loro cari per l'ultima volta. È stato questo l'aspetto più straziante di un periodo durissimo che ha visto migliaia di operatori sempre in prima linea, tra questi anche tanti volontari. Ho visto tanta gente che stava male, infermieri che hanno fatto di più il possibile per poter dare una mano e comunque tanta voglia e speranza di uscirne. Io ho accompagnato una persona che era stata ricoverata, ha fatto 2 mesi dentro e ha superato con grande fatica. Quando l'ho accompagnato con l'ambulanza a casa, c'era la moglie a attenderlo, si è inginocchiata a suo marito e veramente non riuscivo più a... Dicevo, guarda che adesso è qua con te, volevo dirle, e ti rimane. Però lei era talmente commossa e contenta, cioè anch'io adesso un po' quasi mi commuovo, perché quasi neanche ci credeva che suo marito potesse tornare a casa. Bisognerebbe capire che... le relazioni vanno ripristinate, vanno conservate, ma appunto se si è perso qualcosa bisogna parlarsi e riguardarsi negli occhi. Torniamo alla cronaca, sono stati ritrovati infreddoliti e bagnati ma in buone condizioni 3 ragazzi, 2 di 20 anni e uno di 15 di San Giorgio Bigarello in provincia di Mantova, che dopo aver smarrito l'orientamento durante una camminata in Lessini hanno chiesto aiuto nella serata di ieri. L'allerta al soccorso alpino di Verona è arrivato verso le 20, dalle prime notizie frammentarie, dalla posizione ricavata da Google Maps sembrava che i 3 si trovassero in un bosco nei pressi della provinciale 14 a Bosco Chiesa Nuova tramite l'applicazione di geolocalizzazione
situazione si è appurato che stavano ben più distanti a Malga Lago Boaro, dove la copertura telefonica è praticamente assente. Una squadra si è avvicinata, un soccorritore e un medico hanno quindi proseguito con un quad lungo le ex piste innevate per 9 km fino ad arrivare alla Malga, in cui i ragazzi si erano rifugiati. Verificate le loro condizioni, li hanno riscaldati con abbigliamento asciutto e teli termici e poi li hanno portati dunque in salvo. A proposito di soccorso e di soccorso alpino, in Veneto nel 2022 sono state 1333 le persone recuperate dal soccorso alpino regionale. Alcune di loro sono state travolte dalle valanghe e salvate dall'immediatezza e dal coordinamento dei soccorritori. Una professionalità che si raggiunge con una costante preparazione continuamente verificata dalle esercitazioni su neve e roccia. Noi siamo stati a seguire l'ultima di queste esercitazioni effettuate sulle cime dell'Alpago con il nostro Lucio Zanato. Guardiamo. Allora, vado io. Trovato in un buco, via aerei Pervie, tempo di seppellimento circa 20 minuti, in arresto cardiocircolatorio, torace comprimibile, via aerei Pervie. Iniziamo la rianimazione, già avvisata la centrale per invio elicottero. Immagini di una esercitazione di recupero persone travolte da valanga. Una pratica importantissima per poter dare il massimo in tempi brevissimi. In questo momento ci troviamo sotto la cima del Cornor e abbiamo simulato questa valanga su questo vallone. Abbiamo un travolto che è già stato estratto, abbiamo le sentinelle a monte per controllare nel caso ci fossero altri stacchi di valanga e altri operatori stanno operando sul secondo travolto che è stato appena trovato e stanno dirigendo per estrarlo e poi procedere alle fasi di rianimazione se serve o l'estricamento e quant'altro. Un piccolo esercito all'opera che deve essere perfettamente coordinato perché ogni minuto è prezioso per salvare vite travolte dalle valanghe. Abbiamo 17 persone che stanno operando in questo momento in valanga, abbiamo una sanitaria che in questo momento sta facendo le manovre di estricamento e di massaggio cardiaco e gli altri volontari che stanno operando sulla valanga. Abbiamo un tecnico regionale che sta monitorando un po' quello che facciamo per vedere se facciamo degli errori, appunto essendo una simulazione. Attività di preparazione voluta, controllata e sostenuta costantemente dalla Regione Veneto, anche con un elicottero dedicato. Siamo in condizioni assolutamente estreme e loro svolgono questo tipo di attività quotidianamente utilizzando l'elicottero, macchina particolarmente delicata nel rapporto appunto che bisogna tenere con essa e quindi direi che sono iniziative fondamentali, importantissime, la Regione investe molto ma d'altro canto non c'è alternativa. Ricordo il soccorso alpino del Veneto è considerato uno dei migliori d'Italia. Dai professionisti del soccorso alpino le raccomandazioni per tutti gli appassionati di montagna. Organizzare bene la gita prima, sia d'inverno che d'estate e non andare mai da soli, mai, sempre in due perché succede qualsiasi cosa e essere preparati per qualsiasi evenienza, quindi delle condizioni meteo, la gita che si va a fare e la difficoltà dei sentieri. Noi cercheremo di osservare queste regole, ma loro affronteranno sempre gli addestramenti duri, impegnativi e in condizioni estreme per continuare a salvare la vita a chi va in montagna. Quando portate a casa qualcuno vivo, che soddisfazione c'è? Tantissima soddisfazione, emozione anche a parlarne perché siamo ricordati da tutti come i loro angeli custodi, i loro angeli salvatori. Noi sembra una soddisfazione perché ci alleniamo tutto l'anno volontariamente perché accada questo. Davvero straordinari gli angeli della neve, così come vengono chiamati, dalle montagne al Piave, ma restiamo proprio nel bellunese, ai confini con la Marca trevigiana, siamo appunto nel Piave, parliamo di ambiente e parliamo di un ritorno importante dal punto di vista faunistico, dal punto di vista proprio dell'ambiente, dopo un secolo il ritorno della lontra nel Piave, lo confermano i video delle fototrappole a infrarossi che immortalano il mammifero. Questo è il primo filmato del ritorno della lontra nel fiume Piave. Gli ultimi avvistamenti risalivano agli anni 50, ora la lontra è tornata a popolare il fiume Piave. Lo confermano le tracce, ma soprattutto i filmati delle fototrappole tra il bellunese e il trevigiano, dove questo grande mammifero, il più grande carnivoro delle nostre acque, è tornato ad abitare. È un segnale buonissimo perché è indicatore di qualità dell'ambiente, quindi della qualità delle acque. Il suo declino è stato l'inquinamento delle acque, no? Da DDT, da fattori inquinanti, e ad oggi invece il suo ritorno ci dà la speranza, insomma, di andare verso un miglioramento del fiume.
Le fototrappole hanno immortalato la lontra tra Belluno e Santa Giustina, con gli animali che, malgrado il fiume sia per larga parte asciutto, sono riusciti a ricavarsi nuovamente un habitat utile ad alimentarsi e riprodursi. La prospettiva è quella di andare avanti con le indagini intanto, e siamo un gruppo di ricercatori comunque molto attivi nel territorio. Andiamo alla ricerca di segni di presenza per capire quanto è presente nel fiume Piave e quanto utilizza gli affluenti del fiume Piave, quindi tutti quei torrenti che poi si immettono nel Piave. La speranza è quella di trovare altri segni di presenza e che si diffonda in maniera omogenea in tutto il territorio, tornando ad arricchire il nostro territorio di questa importantissima nuova specie. Allora adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi apriremo la nostra pagina politica, ci sono tanti temi a partire dall'autonomia che affronteremo, allora pubblicità e poi di nuovo in diretta. Il Partito Democratico Veneto risponde al via libera del Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata annunciato dal ministro Calderoli con un disegno di legge costituzionale per chiedere che alcune materie siano escluse dalla riforma. Che la scuola non rientri tra le materie che possono essere oggetto dell'autonomia. La scuola è un pilastro della democrazia e della coesione sociale, non ci possono essere 20 scuole spezzettate in 20 regioni. E poi per chiedere che altre materie fondamentali come l'energia, come le grandi reti di trasporto, come le banche rientrino in una competenza statale. Abbiamo visto quanto l'energia sia una materia che deve essere trattata a livello non solo nazionale ma europeo. Mentre il disegno di legge Calderoli si appresta ad imboccare la strada del Parlamento, l'Aula si animerà con l'iniziativa del PD che non arretra nemmeno sul tema dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Noi proponiamo una legge di rango costituzionale, la nostra Costituzione prevede che abbia delle letture, 2 nelle rispettive Camere a distanza di 3 mesi. E quello che propone Calderoli è di per sé tortuoso, perché non sono definiti i tempi, perché non sono state coinvolte fino in fondo le regioni, perché ci sono critiche e rilievi da parte dei comuni e delle province, perché non sono stabilite neanche le risorse finanziarie per fare i LEP, cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, che sono fondamentali per garantire l'uguaglianza dei cittadini. La confusione la fa Calderoli. La discussione sulle materie è il punto cruciale della riforma e in passato spesso l'avevano bloccata. Da sempre scuola e economia sono state terreno di scontro tra i partiti. Penso che questo disegno di legge contenga in sé una ragionevolezza molto forte, perché in tutta la discussione che è stata fatta anche negli anni scorsi dai governi Conte 1 e Conte 2, quando si è entrati sulle competenze, già allora queste materie non venivano considerate trasferibili, perché le regioni possono chiedere, come dice la Costituzione, il governo e il Parlamento ovviamente non solo l'ultima parola, ma decide cosa trasferire. Allora così abbiamo riproposto un servizio, bentornati in diretta, di 2 giorni fa, perché ripartiamo dal tema dell'autonomia, se ne è parlato questa settimana, c'è stato il via libera del governo con le modifiche apportate, le richieste delle regioni dopo la conferenza delle regioni, quindi di fatto adesso il prossimo passo è proprio quello del Parlamento, ma c'è questa controproposta del Partito Democratico del Veneto, un disegno di legge costituzionale per escludere 5 materie, tra queste la scuola e l'energia, e poi abbiamo visto in questi giorni la protesta dei sindaci a Napoli contro questa autonomia differenziata. Dunque lo scontro resta aperto, è il primo tema che affrontiamo in questa ora di dibattito politico. Vi presento gli ospiti. Allora, Luigi Susin, Fratelli d'Italia, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, grazie dell'invito, buona domenica a tutti. E poi abbiamo 2 candidati sindaco di Treviso, perché poi ovviamente parleremo anche di Treviso. In studio qui con noi si è presentato ieri ufficialmente, l'abbiamo anche raccontato nel nostro servizio, Ugo Moro, candidato sindaco del Partito Comunista Italiano. Buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti i trevigiani e grazie dell'invito, della possibilità e del servizio di ieri. Allora, in collegamento Skype, un altro candidato sindaco, sono 5 a Treviso per ora, Maurizio Mestriner, Movimento 5 Stelle, buona domenica, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica a tutti, grazie per l'invito. Allora, come sempre, partiamo da temi più larghi e poi andremo a Treviso. Vi chiedo subito insomma, una riflessione sull'autonomia. Allora, questo passo importante a livello procedurale che è stato appunto annunciato dal ministro Calderoli, resta però lo scontro e questa richiesta del Partito Democratico di escludere alcune materie. Allora, Moro. Ma io penso questo, noi abbiamo una unità repubblicana, figlia del risorgimento e della resistenza, che è condivisa da tutti gli italiani e rimane un patrimonio importantissimo. Bisogna capire se le cose le vogliamo fare o vogliamo far finta di farle. Allora, se ci basiamo sulla unità repubblicana e quindi fissiamo una soglia minima al di là della quale non si andrà mai, per cui gli italiani hanno delle basi nella scuola, nella sanità, nell'ambiente condivise, e poi quello che c'è in più in ogni regione possa essere utilizzato da ogni regione in maniera più autonoma, questo si farà e si potrebbe fare. Altro, sventrare, squartare, come purtroppo si sente anche dire, l'unità repubblicana, io penso che sia, sì, si protesta poi tanti anni e poi non se ne farà mai nulla. Ecco, ma quindi lei è d'accordo che alcune materie, come dice il PD, devono essere escluse da questa autonomia differenziata? È evidente che ci sono delle basi, delle soglie minime che l'unità nazionale, un po' come gli Stati confederati, la Svizzera, gli Stati Uniti, guardi che esempio bolscevico le ho portato, che ci insegnano, perché altrimenti le disuguaglianze presto o tardi disgregherebbero e questa disgregazione nessuno la vuole. Quindi concretamente, come si usa fare qui a Treviso, pragmaticamente l'obiettivo lo conseguiamo o no? Se fissiamo dei capisaldi solidi si può conseguire. Se sogniamo delle cose esagerate, probabilmente, anche perché tutto poi si dice del Parlamento della Repubblica Italiana, si fa un po' un esercizio sterile, quasi inutile e dannoso, perché qualcuno sogna anche, giustamente, perché ci sono delle terre che stanno più avanti e hanno diritto di andare ancora più avanti, ma non possiamo mettere a repentaglio quanto di solido e di importante, perché noi vediamo che in Jugoslavia la guerra c'è stata 20 anni fa, in Ucraina c'è ancora, cioè non è che gli uomini non impazziscano poi. Quindi specialmente quando le condizioni sociali civili sono diverse, troppo distanti, c'è il rischio della deflagrazione e questo non si può consentire, anzi la politica deve essere previdente, come avrebbero dovuto fare in Russia ed in Ucraina, perché questo non avvenga, e come avrebbero dovuto fare anche in Jugoslavia a suo tempo. Anche quella divisione della Repubblica Socialista di Jugoslavia poteva essere garantita risparmiando la vita a tanti innocenti. Allora, Susin. Ma allora, devo dire che dopo tanto tempo si sono aperte le discussioni con il governo Meloni, quindi diciamo che sotto un certo punto di vista abbiamo anche questo orgoglio di dire portiamo avanti l'autonomia come abbiamo sempre detto di fare. Abbiamo il ministro Calderoli che da sempre ha lavorato sull'autonomia. Devo dire che questo governo è un governo aperto a tutte le discussioni, credo che sia il caso di evitare di fare polemiche inutili che non servono a nessuno, ma metterci tutti assieme a lavorare e fare in modo che questa autonomia sia portata a terra appunto da un po' tutti, che ci sia una possibilità di mettere come dire, un contributo da parte di tutte le forze politiche. Questo governo è aperto, è un governo che sta dimostrando di ascoltare tutti, quindi devo dire l'autonomia per il Veneto è una cosa che così andava a ventilare da tantissimo tempo. Ripeto, questo governo in 100 giorni ha aperto le discussioni, adesso vediamo di portarla a casa il prima possibile. Senta, l'altro giorno Salvini era qui a Treviso, poi in Veneto, e ha detto di non temere franchi i tiratori poi quando ci sarà la discussione in Parlamento. C'è questo rischio? Non credo, perché comunque
abbiamo la possibilità di ragionare senza dubbio sia a destra che a sinistra, e quando sarà il momento di andare a discutere e a votare ci saranno sicuramente i numeri per approvarla. Mestriner. Io vedo invece grosse contraddizioni nel campo che sta al governo attualmente, quindi il campo di centrodestra. Ci sono partiti che storicamente sono contro le autonomie, e invece è stata data mano alla Lega per gestire pienamente questo tema, che sta creando grosse contraddizioni anche al loro interno. Questo tipo di autonomia, questo disegno di autonomia che sta portando avanti Calderoli, noi lo osteggiamo perché è un provvedimento spinto che è dentro la Costituzione in modo anticostituzionale. Mi spiego. La Costituzione sancisce che l'Italia è unica, è un paese unico, e questo deve essere il fondamento di ogni azione fatta dal Parlamento italiano. Con il disegno di legge che sta portando avanti Calderoli c'è la preoccupazione che si creino tanti staterelli divisi con micro parlamenti al loro interno, e si ragioni nel modo sbagliato. In questi anni la pandemia deve lasciarci un insegnamento importante, ovvero che l'Italia ha futuro se ragiona da Italia unita e non divisa in tanti staterelli. Qui si sta dando un contentino politico per permettere a certi esponenti della Lega di andare nelle piazze e sbandierare la bacchetta magica che di aver risolto improvvisamente i problemi degli italiani. Non è così, purtroppo. Stanno facendo le cose alla rinfusa, al loro interno ci sono molte contraddizioni, e noi siamo molto preoccupati perché è un tema assai importante per gli italiani, per i veneti, e bisogna affrontarlo bene, non bisogna affrontarlo con superficialità, come sta dimostrando Calderoli e gli esponenti della Lega. Susin, sentivo che commentava, vuole replicare. Sulla pandemia, insomma, mi sembra che c'è stato un bel disastro da parte del governo 5 Stelle, quindi mi sembra di contraddire quello che appena ha detto il candidato sindaco, che tutto sommato, insomma, Calderoli si è sempre occupato dell'autonomia, e credo che il lavoro, come dicevo prima, lo si porta avanti, si porta in discussione. Se tutti quanti ci mettono un po' del suo, riusciamo a portare a terra sicuramente un risultato importante per il Veneto, per il Veneto, insomma, è fondamentale, insomma, portare a casa un'autonomia. Vuole aggiungere qualcosa? Ma sì, io penso che... Aspetti un attimo, Mestriner, sento un attimo Moro e poi vengo da lei. Io penso che la Costituzione repubblicana sia sempre il riferimento, ma non ci si può muovere dentro la Costituzione in maniera anticostituzionale. Quindi l'unità va salvaguardata. Io ripeto, non può essere, l'Italia non è una confederazione. Per farla diventare una confederazione ci sono dei percorsi, e questa, come c'è qualcuno, taluno ha immaginato di far diventare l'Italia un paese presidenzialista, in maniera surrettizia e surrettiziamente, e questo non va bene. Si debbono esprimere gli italiani tutti, quindi io penso che bisogna strutturare diversamente, se si vogliono, come probabilmente noi siamo contro, perché noi pensiamo che il quadro istituzionale così come sia possa funzionare, e anche la tragedia del Covid. Noi non siamo in Parlamento, non siamo stati al governo, però la tragedia del Covid ci insegna che laddove la sanità pubblica, che investe e salva le vite, è stata più presente, si è sofferto meno di dove era più presente la sanità privata, che specula sulla sanità, come è per definizione, che guadagna sulla sanità. Questa lezione non possiamo dimenticarla, è un elemento utile anche alla nostra discussione sull'assetto istituzionale. Mi scusi. Sì, prendiamo la Mestrina. Il Veneto, forse lei non sa,
che ha fatto un referendum e l'80% dei veneti si sono espressi in modo positivo per l'autonomia. Quindi nell'80% dei veneti c'è la destra e anche la sinistra, non è che stiamo parlando, quindi se un popolo si è espresso in maniera favorevole, io secondo il mio punto di vista in Costituzione è previsto che ci siano 23 materie da poter distribuire in un certo modo, perché non si deve fare? Oggi si è aperta una discussione, metteteci anche voi un po' di buona volontà, cerchiamo di discutere assieme e portiamo a casa un risultato che i veneti hanno chiesto, tutto là. Ci mettiamo, io mi sono posto, come ho visto, non diametralmente opposto, perché siamo in Veneto e ho rispetto per quel risultato che conosco bene, e quando un popolo si esprime per l'80% non si può far finta di nulla. Esatto. E allora bisogna però contemperare e bisogna misurare questo dentro l'assetto istituzionale unitario della Repubblica Italiana. Mi sembra che il disegno Calderoli sia un po', diceva il candidato dei 5 Stelle, sia un po' avanzato, sia un po' osé, diremmo in altri termini, sia un po' esagerato rispetto alle condizioni socio-economiche della nazione. Quindi mi fa piacere che lei dica facciamone un'ulteriore discussione, noi purtroppo non siamo in Parlamento, ma questa maniera, perché è evidente che con l'80% viene fin troppo facile, tutte le materie le diamo alle regioni. Però si è espresso soltanto il Veneto, dovremmo far esprimere tutti gli italiani per decidere. Sì, ma dovremmo far esprimere tutti, perché è evidente che il Veneto è una delle perle di diamante dell'Italia dal punto di vista dell'avanzamento sociale, economico, imprenditoriale, dell'occupazione e quant'altro. Quindi noi siamo qui e considerando allora il fatto che il Veneto non vuole lasciare indietro nessuno. Ma stiamo perfettamente, comunque, non ne staremo neanche parlando se pensassimo questo, ne parleremo in altri termini. Stiamo parlando di qualcosa per pragmaticamente venirne a capo. Polemica che... No, senza polemica, cercando di ragionarne, perché è anche passato tanto tempo e quindi le risposte poi vanno date anche nei giusti tempi e nelle giuste maniere. Però bisogna tenere presente, forse è questo che stride, che al di là che poi quella è una riforma recente, quella che consente, la riforma del centro-sinistra, quella del 2005, sugli assetti, sulla seconda parte della Costituzione, 2004 per precisione. E quindi bisogna evitare, e la pandemia ci insegna anche questo, che ci siano quegli squilibri, quelle diseguazioni di cui parlavo prima. Guardi, parla uno di Fratelli d'Italia che in Veneto hanno sempre detto che Fratelli d'Italia non vuole l'autonomia. Quindi dico, mettiamoci, dialoghiamo, parliamo, vediamo di fare il bene del Veneto e portiamo a casa il risultato. Ho apprezzato il suo spirito di corpo. Mestriner. Sì, non si capisce bene il dialoghiamo come debba essere impostato, perché qui sta venendo esautorato il Parlamento dalla discussione. Quindi di cosa parliamo? Non credo. Adesso si andrà in Parlamento. Il prossimo passo dovrebbe essere quello. Vediamo bene, noi stiamo premendo perché venga portato il tema in Parlamento, però da parte del governo si vorrebbe benissimo continuare con decreti del Presidente del Consiglio, e quindi ci sono molte contraddizioni. La stessa Lega spesso usa questo tema non per approfondire, per spiegare ai cittadini di cosa si tratterà questa autonomia, perché veramente guardate che i cittadini non hanno ben chiaro, perché se ne escono dopo 10 minuti che parlano con un leghista pensano che sia un distaccamento o che si alzino i muri, quindi si fa veramente molta confusione su un tema che dovrebbe essere approfondito e molto di più. Quando nel primo governo Conte la ministra Stefani, leghista, aveva in mano la pratica dell'autonomia, si stava procedendo bene. Chi ha fatto cadere quel governo? La Lega stessa. Quindi si vuole veramente lavorare a questo tema o si fa solo propaganda e quando fa comodo si fa saltare il banco? Probabilmente non si stava andando nella giusta direzione, Mestriner. Per il bene dei cittadini. Allora, io chiuderei un attimo il discorso autonomia, altrimenti non riusciamo ad andare avanti con il resto. C'è un'altra emergenza, c'è un'emergenza insomma che è molto più vicina, ed è quella della siccità. L'abbiamo fatto vedere prima il video denuncia di Bonelli dei Verdi sull'Adige in secca. È una situazione
che è ormai drammatica e a quanto pare sarà anche peggiore della scorsa estate, visto il quantitativo minimo di pioggia caduto in questo inverno, soprattutto negli ultimi mesi. Allora, si andrà avanti a colpi di ordinanze, secondo lei, Susin? Cioè, qual è la situazione? Poi lei è anche responsabile, diciamo, economico di Fratelli d'Italia, per cui nella provincia di Treviso, per cui ha anche il polso della situazione di molte aziende. Allora, diciamo che la situazione è veramente grave, la siccità è una cosa che stiamo toccando con mano, questo ci deve fare sicuramente ragionare, pensare e lavorare in virtù del fatto che comunque qualcosa bisogna fare. Tante cose si possono fare, io continuo a dire, lavorando nel mondo dell'energia, ormai ci si sta spostando completamente da quello che era il freddo a totalmente un clima molto più caldo, quindi bisogna andare a lavorare su questo cercando di evitare di mettere in ambiente CO2, PM10 e quant'altro possa far male al nostro clima, insomma. L'investimento sui dissalatori, ad esempio, è un'ipotesi che è percorribile? Allora, i dissalatori esistono, ci sono impianti che, devo dire, io ho anche visto sinceramente, sono impianti costosi, sono impianti che funzionano molto bene, ma sono impianti costosi. Noi qua, sinceramente, abbiamo anche una fortuna, abbiamo degli affluenti che sorgivi, vedi il Sile, che possiamo andare a lavorarci con molta più delicatezza, nel senso che andare a prendere acqua dal mare e dessalarla è una cosa, l'acqua dolce andarla a rendere potabile o quantomeno fruibile per quello che ci serve è un'altra cosa. È comunque un tema da non tralasciare e vedere se costi e benefici valgono la pena farli, insomma. Moro, secondo lei ci avviamo verso ordinanze di razionamento sempre più strette? È probabile perché questo è il prezzo che paghiamo ad uno sviluppo contraddittorio, perché la natura, per carità, poi le fonti quelle sono. Adesso qui abbiamo la fortuna di essere in un territorio abbastanza ricco finora, siamo sotto le montagne, sotto le Alpi, ci sono dei fiumi, addirittura sorgivi, degli affluenti, dei fiumi più importanti, però è evidente che dobbiamo definire responsabilmente un sistema di sviluppo che faccia risparmiare sugli elementi primari. Poi parleremo, spero, anche del suolo e del verde di Treviso, per esempio. Cioè non possiamo far finta che tutto possa arrivare sempre, e quindi bisogna avere una metodologia rigorosa di utilizzo delle risorse e una prospettiva di sviluppo che ci cauteli anche in casi, questo è un caso quasi estremo, però che si vada verso una temperatura sempre più calda e quindi che il problema possa verificarsi sempre più spesso è nell'agenda degli scienziati da anni. Bisogna lavorare in questa direzione in maniera che quando arriva il problema e ritardarlo sempre di più sia in grado di affrontarlo senza turbare l'equilibrio delle famiglie, l'equilibrio delle aziende, da cui poi derivano i lavoratori e tutti i servizi. Mestriner. Allora, da canoista e kayakista io chiedo a Susin, a Fratelli d'Italia, non toccate il Sile per piacere a Treviso, lasciatelo stare, perché è già ben sotto i livelli di guardia, l'acqua è bassissima, quindi lasciamo stare il Sile. E qui c'è un problema che sia di ordine climatico, che comunque è colpa nostra, cioè è colpa dell'uomo, non è colpa della natura per sé. La natura reagisce agli impulsi che purtroppo l'uomo gli sta dando e quindi dobbiamo preoccuparci bene. E c'è poi un altro tema che è la perdita di acqua delle tubature e di tutta la rete idrica, cioè noi ci lamentiamo che non c'è acqua, però perché non fare investimenti corposi, veloci,
tutta la rete idrica, perché è inutile che diciamo alle persone che c'è poca acqua e poi se ne perde il 40% sulla rete, sul trasporto dell'acqua. È un controsenso. Susin? Sì, no, questo è un tema importante, bisogna lavorarci, il fatto di avere appunto perdite nelle linee di adduzione, però devo dire che in questo momento qua non è più il 40% perché è già stato migliorato, ci stanno già lavorando e l'idea è quella di andare ad avere, non dico perdite zero perché è tecnicamente impossibile, però andare a migliorare molto la rete idrica che c'è su tutta la provincia di Treviso e comunque nel circondario, insomma. Allora, anticipiamo per un attimo la pubblicità, lo dico alla regia, non so se c'è il metodo da lanciare, ma credo di no. Allora, facciamo la pubblicità e poi entriamo più dentro alla città di Treviso. Pubblicità. Allora, rieccoci in diretta con la nostra prima edizione del dibattito politico, l'ultima mezz'ora. Allora, entriamo a Treviso, proprio nei temi trevigiani. Allora, riparto proprio da Ugo Moro, che ieri si è presentato ufficialmente come candidato sindaco, quindi sono 5 per ora i candidati sindaci a Treviso e quindi ecco il ritorno insomma, del Partito Comunista e un candidato, 60 anni se non sbaglio, che vive a Roma e si candida a Treviso. Ci spiega questa scelta? Ma intanto è il segnale di una grande attenzione del Partito Nazionale, perché io sono un dirigente nazionale del Partito Comunista Italiano, per Treviso, per la Marca trevigiana e per questo territorio. La scelta dei compagni però della Federazione di Treviso, Venezia e Belluno sulla mia persona è stata perché io comunque qui frequento dei rapporti, io faccio l'architetto, faccio il costruttore, ho realizzato delle residenze da queste parti, ristrutturato, restaurato anche qualche palazzina storica, quindi i rapporti sono intensi, ma questo non basterebbe. Diciamo che noi siamo originari di qua, dobbiamo risalire molto lontano perché un mio prozio, che rivendico con orgoglio perché la Serenissima Repubblica di Venezia era il primo Stato democratico dell'epoca, come sappiamo, è stato doge alla fine del 1400. Quindi ha un parente, un antenato doge. Don Cristoforo Moro, dal 1476 al 1491. Come si può facilmente vedere nell'archivio bellissimo del Palazzo Ducale, quindi i Moro che vengono da qui, è tutta una storia legata agli Etruschi, poi ai Mori di Spagna, che poi ci siamo trasferiti al sud. Quindi questa cosa un po' lega la politica, l'importanza, l'attenzione anche agli affetti, come è giusto che sia, perché la politica fatta senza cuore fa poca strada, e dare una mano alla città, al territorio, con delle proposte anche di assetto urbanistico. Adesso ci vengo subito. Ieri avete detto insomma è una partita difficile perché c'è un avversario molto forte ovviamente e ne parleremo fra poco. Non abbiamo paura di osare e nemmeno ci nascondiamo, avete detto, da quello che è emerso insomma anche dietro a simboli civici. Noi rivendichiamo orgogliosamente il simbolo. Insomma. Il Partito Comunista Italiano è stato presente in questa terra. Saluto il compagno Zeno Giuliato che ci sta dando una grande mano in maniera importante. La prima cosa a cui penso è la trasformazione dell'aeroporto da militare a civile, per esempio. Adesso manca da troppo tempo nel Consiglio Comunale di Treviso. Rivendichiamo perché secondo noi i partiti, che sono anche questi definiti dalla Costituzione repubblicana quali strumenti per esercitare la democrazia, sono stati anzitempo rottamati, prematuramente rottamati. Invece noi il nostro partito lo stiamo da 5 anni rimettendo in piedi, ormai 6, 7, anche il 2016 l'abbiamo rifondato a Bologna e ci stiamo ripresentando via via nelle diverse occasioni anche elettorali. E quindi pensiamo che la coerenza e la chiarezza programmatica di una forza politica che ha i piedi ben conficcati in una storia di conquiste sociali, civili, per tutti i cittadini e per tutte le cittadine, sia di grande aiuto anche nella formazione dei programmi amministrativi, perché si evitano le contraddizioni e si evitano i fraintendimenti.
Insieme a questo poi c'è la possibilità di fare delle liste civiche, per carità, ma debbono essere chiare, noi ci stiamo lavorando, ci sono degli amici i quali ringrazio, che stanno lavorando a comporre una lista civica a sostegno della mia candidatura a sindaco e che potrebbe essere affiancata. Speriamo di farcela, i tempi sono quelli che sono. Anche riguardo allo sport, per esempio, ecco, vorrei salutare, se mi è consentito, gli amici della Popolarissima della 100, che è partita mezz'ora fa circa, mezz'ora fa, dell'Unione Ciclisti Trevigiani, di cui io sono amico da sempre, lo storico presidente Bepi Varetton, amico mio della mia famiglia, che la pensa completamente diversa dal Partito Comunista, per carità, ma nella vita non bisogna mescolare. Esistono le persone, esiste la politica, esistono le amicizie e quindi gli affetti anche, e questa è una gara importantissima, giusta dopo più di 100 anni a Treviso il ciclismo, e un grosso appassionato di ciclismo per esempio, e sono stato stamattina alla punzonatura, mi ha fatto molto piacere che queste tradizioni permangano e noi le sosterremo e se possibile agevoleremo. Allora, torno subito da lei. Mestriner, allora siamo ormai dentro la campagna elettorale, insomma, ricordiamo un po' su quello su cui puntate voi, poi torno da Moro e anche ovviamente da Susin, che insomma ovviamente sostiene Mario Conte, che in questi giorni insomma ha presentato diverse iniziative. Mestriner, allora come procede la campagna elettorale? La gara diciamo adesso è a 5, domani la presentazione ufficiale con Unione Popolare. Sì, abbiamo trovato la quadra con Unione Popolare per portare avanti una coalizione per Treviso, quindi il Movimento 5 Stelle si allea qui a Treviso con Unione Popolare e domani a mezzogiorno ci presentiamo in centro a Treviso. Invito tutti a venire, trovate nelle nostre pagine social i contatti per dove trovarci. E il progetto si lega sui temi sono fondanti, quindi un progetto politico basato su la lotta alle discriminazioni e l'aiuto alle fasce più deboli. Una forte componente quindi del programma è per l'aspetto sociale, il tutto legato al rispetto per l'ambiente e a una mobilità nuova, una presentazione della mobilità che deve essere maggiormente sviluppata per l'ambiente, per vivere meglio e per far coesistere auto, pedoni e ciclisti in una realtà come Treviso che deve essere meglio gestita di quello che è stato fatto finora. Moro, adesso arrivo anche da Susin. Ieri due cose mi hanno colpito, la questione della Grande Treviso, che è un tema anche leghista se vogliamo, perché è un tema che è stato portato avanti anche dal sindaco Conte. C'è stato un dibattito forte tra i sindaci. Ecco, ci può spiegare il suo concetto di Grande Treviso e anche la questione del parcheggio? Poi torno ovviamente dagli altri. Ma io non per stare qui a determinare delle primogeniture, perché poi un'idea quando è buona a prescindere da chi l'abbia proposta. Però è una proposta del Partito Comunista, poi sarà stata anche assunta da altri, quella di comporre con tutti i comuni della cintura trevigiana, i 10 comuni e il centro di Treviso, una grande capitale, una grande città di 250.000-300.000 abitanti, verso la capitale europea, diciamo. Perché questo anche? Perché se abbiamo notato, come ben si sa, uno spopolamento del centro di Treviso che è passato negli ultimi anni da 95.000 a poco più di 85.000 residenti, perché le periferie non sono, ed è una facile considerazione, non sono a livello del centro e i costi non sono compatibili con certe attività e quindi c'è e soprattutto le città più grandi come Padova, come Venezia fagocitano la sempre più piccola Treviso. Noi pensiamo che attraverso questo riassetto urbanistico del territorio ci possa essere un'entità più significativa con servizi, con progetti, con capacità di sviluppo, di difesa del territorio. Basterebbe
pensare che quelle che adesso sono periferie non sarebbero più periferie, ma non lo sarebbero neanche i comuni, perché poi Spinea, Zero Branco, eccetera, sono tutti comuni che hanno delle loro specificità e delle loro condizioni molto buone di vita e di territorio. E quindi tutto questo, anche collegato all'aeroporto, eccetera, potrebbe garantire anche a Treviso lo sviluppo turistico, sociale, per sollevare anche chi sta meno bene. È sempre la nostra preoccupazione. La politica aiuta quelli che non ce la fanno, quelli che ce la fanno vanno avanti comunque, però i progetti devono essere per tutti, perché ci deve essere l'utilità di tutti. Allora, sulla Grande Treviso? Ma sulla Grande Treviso abbiamo visto che abbiamo fatto una difficoltà enorme a unire due comuni, quindi mi sembra un progetto avveniristico, cioè devo dire, a fare progetti in questo momento qua di Grandi Treviso, secondo me si fa fatica. Abbiamo l'opportunità, ripeto, come si parlava prima, di avere già l'autonomia, e con l'autonomia si va ad aiutare comunque tutti i comuni della cintura di Treviso, che sono i 94 comuni che comunque hanno le proprie idee, hanno le proprie abitudini, hanno le proprie consapevolezze di quello che possono fare all'interno e meno. Fare un progetto così ampio in questo momento qua, secondo me, non ha grossa valenza. Mestriner? Guardate che con l'autonomia che stanno delineando adesso, proprio i comuni saranno messi sotto, non avranno vantaggi, anzi ci sono centinaia e centinaia di sindaci che si stanno organizzando per manifestare, per cercare la quadra a livello costituzionale di far rientrare questa autonomia nei binari giusti, perché non sarà un vantaggio per i comuni. Okay. Perché dice così? Glielo dico perché lo so, ci sono centinaia di sindaci che si stanno organizzando da nord a sud per cercare di portare un messaggio in Parlamento per raddrizzare la strada all'autonomia che stanno incardinando, che sta incardinando questo governo, perché non porta vantaggi per i comuni. E sul tema poi della Grande Treviso, io sì, sono d'accordo, ma non capisco perché abbiamo sempre nuovi organi da dover creare. Capisco che ci sono temi come la mobilità che devono essere gestiti a livello di insieme, ma ci sono organi come la provincia che mi chiedo a questo punto perché non far lavorare un organo come la provincia per gestire certi temi comuni a tutto il territorio, e si creano sempre nuovi enti sulla quale creare poltrone per far stare per qualche anno qualcuno e far sempre più che cercare di risolvere i problemi. In questi anni si è sempre cercato di creare nuovi enti per mettere nuovi stipendi per pochi, invece di lavorare per risolvere i problemi. Quindi facciamo lavorare la provincia, facciamo lavorare un gruppo di comuni e cerchiamo di risolvere i temi che vanno al di là dei confini di ogni comune. Su questo sono perfettamente d'accordo. Dice Mestriner, è un doppione la Grande Treviso della provincia, quindi perché farlo? Moro? No, cioè è il comune di Treviso che diventa più grande. Il comune di Treviso c'è già e permane, anzi forse si eliminano tutti i consigli comunali, magari diventano circoscrizionali dei comuni della cintura. La provincia è un'altra cosa, evidentemente comprende anche altri comuni. Facciamo un ragionamento non di qualcosa, la provincia è tutti i comuni esattamente, quindi noi è il comune di Treviso che diventa più grande e diventa questa città più grande nel riassetto del territorio. Non c'è il comune di Treviso e la Grande Treviso, è la stessa cosa, è il comune di Treviso che diventa più grande, quindi non si aggiunge assolutamente nulla, anzi eventualmente si alleggerisce rispetto a tanti comuni che non sono più comuni. Eventualmente questo il problema è opposto, perché è chiaro che dei carichi economici ci stiamo preoccupando, poi ci sarà uno specifico paragrafo del nostro programma, per non dire il più importante, che verrà presentato con i tempi
che sono possibili, e quindi ora quando si presenteranno anche le liste, che definirà anche bene i particolari e anche l'assetto urbanistico del territorio. Adesso è presto per dire questo, ma mai e poi mai una ripetizione né della provincia né un ente nuovo, è il comune che diventa più grande. Allora, un tema fondamentale della campagna elettorale è quello, ne abbiamo sentito, la mobilità, l'ambiente, insomma si pensa ovviamente a questo significa anche parcheggi. Come risolvere la situazione parcheggi a Treviso, che è una situazione insomma particolare in una città come quella appunto del capoluogo della Marca. Mestriner. Dobbiamo procedere con l'idea di città, se vogliamo far crescere Treviso dobbiamo identificarne un brand per essere esportato in tutta Italia e a mano pedonalizzare, rendere la città vivibile per la gente. Deve camminarci la gente che deve vivere la città e deve spenderci i soldi, e il turista deve essere integrato e non deve essere sempre l'auto che entra nella città. Quindi parcheggi devono essere esterni e dotati dei servizi fruibili, facili e frequenti per interscambiarsi dal quartiere al centro cittadino. Dobbiamo creare sia percorsi ciclopedonali migliori, più fruibili, sia piccole navette, anziché far girare nel centro cittadino, visto che dovrebbe essere sempre più pedonalizzabile il centro, e quindi deve esserci sempre più presenza dell'essere umano sulle strade anziché di auto, e evitare anche l'ingresso di grandi mezzi come autobus e corriere. Dobbiamo spostare questi hub intermodali leggermente fuori e creare un sistema di navette che permettono la fruibilità di tutto il centro, degli spostamenti in maniera veloce, con mezzi però ecosostenibili. Susin? Ma allora, se ne è parlato tanto anche nell'altra campagna elettorale. Io credo che a Treviso ci siano tanti posti ancora dove si possono ricavare parcheggi, dove c'è la possibilità comunque di andare a lavorare per fare in modo che Treviso sia più fruibile. Io sono stato a New York e quando dicevo che ero di Treviso, i newyorkesi mi dicevano la bomboniera d'Italia, quindi noi a Treviso siamo visti come una città che comunque è a misura d'uomo tutto sommato, no? Quindi detto questo dobbiamo cercare di migliorare, sì, certo, bisogna fare in modo che questo si possa migliorare ancora di più di quello che è, però da là a dire che bisogna chiudere tutto e portare tutto fuori diventa veramente difficile e forse anche impossibile, quindi miglioriamo cercando di fare in modo che queste cose possano essere, come dicevo prima, messe a terra, applicate per i trevigiani e che non creino disguidi, dissensi e malumori, insomma. Lei pensa ai commercianti? Beh, i commercianti avrebbero grossi problemi, per dire, no? Perché già oggi abbiamo il problema di dire che i commercianti si trovano con meno attività, meno fatturato all'interno di Treviso. Se andiamo a chiuderlo, sicuramente vengono penalizzati. Moro. Noi abbiamo parlato prima del consumo delle materie prime e tra queste c'è evidentemente anche l'aria, e noi abbiamo dei tassi di inquinamento che si stanno innalzando in maniera preoccupante, quindi è evidente che dobbiamo cercare di utilizzare le automobili, che comunque utilizzeremo. Diceva un grande italiano, commendatore della Repubblica, fondatore della Ferrari, che lo diceva già all'epoca, lui è morto una quarantina di anni fa, che gli italiani a tutto rinunceranno tranne alla libertà che dà loro l'automobile. E noi questo non possiamo ignorarlo. Allora bisogna cercare di portare automobili fin dove possibile e poi farne a meno, perché compatibilmente con quello che è la città, che è una città meravigliosa,
Anch'io faccio il fanatico a volte in giro, io sono di Roma, di Fiuggi e anche un po' di Treviso, perché così vado sul sicuro in tutti e 3 i casi. E secondo noi stiamo studiando l'area, stiamo studiando la possibilità, come ci insegnano anche diverse città d'arte italiane come Orvieto, come Perugia, come Siena, realizzare un parcheggio multipiano interrato il più possibile vicino al centro e allo stesso modo non troppo distante dalla rete viaria principale, potrebbe far parte di una soluzione che ci aiuta ad arrivare anche le persone più anziane, quelle disabili, ad arrivare e a non caricare poi di altri mezzi, perché così li aiutiamo, si avvicinano e poi fanno la loro passeggiata, possono tornare, e questo è un modo responsabile, che nessuno si allerti, quindi non si turba l'equilibrio che è già buono. Diceva mio povero papà, si fa sempre tempo a far peggio. Facciamo meglio, quindi senza rischiare di far peggio bisogna identificare un'area che sia, o anche 2, perché non può essere un'opera faraonica, che all'ingresso della città ci stiamo lavorando, speriamo che con il programma le avremo individuate queste aree, consentono di avvicinarsi non restando troppo distanti dai grandi snodi stradali. Posso? Sì, dopo due cose, le do un'informazione che magari vi consente di non perdere tempo, nel senso che l'Appiani, noi abbiamo il centro Appiani a Treviso che ha tutto un parcheggio interrato. Conosco, ma non basta, caro amico mio. Certo, allora quando nasce centro Appiani nasce con 3 livelli interrati, non si è riusciti a farli. Non si è riusciti a farli perché a Treviso abbiamo l'acqua. L'acqua spingeva talmente tanto che con tutti gli aghi, abbiamo fatto delle conquiste tecnologiche, le garantisco. Certo, con tutti gli aghi che avevano, perché non è che la Piani l'ha costruito l'ultima azienda, è stata costruita da Caron, con tutti gli aghi che ha provato a mettere, comunque non c'era verso di abbassare la falda. Detto questo, io vi auguro tanto bene che possiate pensare a qualcosa di utile, ma la vedo veramente dura. Per quanto riguarda l'inquinamento, le parla una persona che nel mondo, insomma, dell'ambiente ci lavora, e quando parlavo che l'inquinamento non era dovuto dalle macchine prendevo da matto. Fortunatamente, tra parentesi ovviamente, è arrivato il Covid e ci ha fatto capire bene qual era il problema. Il problema non erano le macchine, ma bensì le caldaie che funzionano 14 ore al giorno e sono obsolete. Quello creavano un inquinamento stratosferico. Oggi dobbiamo, secondo il mio punto di vista, non voglio essere di parte perché comunque anche come presidente della categoria, lavorare su questo, sulle caldaie che oggi possiamo andare a trasformare con pompe di calore, con caldaia a condensazione, comunque con caldaia di ultima generazione. Sicuramente c'è la possibilità di migliorare la qualità dell'aria. Mestriler. Non capisco bene, cioè mi trovo completamente in disaccordo sul fatto che la prima cosa da pensare sia fare nuove strutture per parcheggiare le auto, perché i parcheggi di stalli ne abbiamo già parecchi tra Appiani, Park Miani, Park del Negro, che sono sottoutilizzati, ma sottoutilizzati non del 5-10%, sono utilizzati in maniera estrema, sono all'abbandono, perché hanno creato questi mega blocchi di cemento e non hanno messo a supporto i servizi per farli funzionare, perché sono un pochino fuori dal centro e quindi per essere veramente sfruttati devono essere connessi con dei mezzi, dei servizi, delle ciclabili al centro cittadino, meglio di come è stato fatto finora. Quindi prima facciamo funzionare le cose che abbiamo già e che stanno diventando dei buchi neri per la città. Ricordo il Park Appiani, i problemi di sicurezza che sta creando nell'interrato con i privati che costantemente ci sono, poveretti, i poveri disgraziati che non hanno un altro posto dove andare, e quindi
evitiamo di pensare sempre che per risolvere un problema bisogna consumare ancora suolo. Le strutture a Treviso ci sono, bisogna farle funzionare perché fino adesso non lo hanno fatto. Allora, Susini, arrivo subito. Moro scuoteva la testa. Ma assolutamente, è evidente che questi parcheggi esistenti, forse Rappiani è quello più in centro, non funzionano perché sono troppo distanti rispetto alla nostra idea e quindi servono altri collegamenti. Allora, questi potrebbero essere di supporto al parcheggio che immaginiamo, ai parcheggi che immaginiamo, perché c'è un discorso di baricentricità tra il centro e il collegamento con le strade più importanti. Non si tratta di consumare suolo. Io nella vita faccio il costruttore, ma dico che non bisogna più consumare 1 metro quadrato di verde di Treviso, se ne è consumato troppo, eventualmente poi ci sarà anche il problema delle case, bisogna riconvertire i volumi esistenti, si tratta di fare qualcosa di sotterraneo, inserito laddove possibile, perché abbiamo l'acqua, sappiamo che è una ricchezza e quant'altro, ma parliamo poi entreremo nel tecnicismo, che servono delle distanze tollerabili, perché se noi facciamo un parcheggio a 2 chilometri dal centro, ma è chiaro che resta vuoto. Può essere riempito quando a Treviso c'è la festa mondiale e allora si comincia a riempire quelli più vicini e poi venendo fuori. Chiedo scusa. No, volevo soltanto ricordare al Mestrinero, che mi è scappato quando ho fatto l'intervento, che il brand Treviso a New York esiste già, quindi ce l'abbiamo, esiste. Ecco, questa precisazione. Allora, le ultimi 5 minuti vi chiedo di essere molto sintetici perché non è, il tempo è quello che è. Legato a questo, legato anche alla vivibilità di Treviso è anche la moria dei negozi di Treviso, gli affitti troppo cari, cioè questa emorragia inarrestabile, nonostante anche ci sono iniziative per evitare questo. Cosa si può fare secondo Moro per evitare questo, per rendere più accessibile il centro storico? È vero che Treviso non è solo centro storico, è anche e soprattutto periferia, ma certamente è il biglietto da visita. È evidente che torno sulla grande Treviso non come tormentone, ma è evidente che quell'idea lì, guida e riferimento, poi ci si arriverà per gradi, speriamo di arrivarci, aiuterebbe anche in questo senso, perché ora c'è una disparità e una intollerabile crescita degli affitti in centro, diversamente, considerando un po' la crisi economica che morde meno, ma morde anche qui. È evidente che c'è chi non ce la fa più, è stato anche uno degli argomenti, ci sarà 2 nostri candidati che fanno i commercianti, che cercano di tenere come si dice in gergo, la baracca, ma è sempre più complicato. Il Comune ha delle possibilità, insieme alla Regione Veneto, anche di far passare il periodo più difficile. Servono dei progetti di sviluppo culturali, sociali, perché si affronti, ancora si pagano. Il cosiddetto long covid, lungo covid, non è soltanto un fatto fisico, sanitario, biologico, ma anche economico, certo, ma anche economico e commerciale. Mestriner. Il tema è abbastanza ampio. Noi vediamo che la bomboniera di Treviso è stata via via svuotata, la bella vetrina è stata via via svuotata dalle amministrazioni che ci hanno preceduto in questi anni, creando sempre più centri commerciali che portano fuori, ma appena fuori del perimetro del centro cittadino, i clienti che invece potrebbero essere riversati nel centro città. Questo perché anche con una politica fallimentare sulla sicurezza, spesso basta parlare con la gente, sono in tantissimi che preferiscono evitare il centro cittadino perché ci sono sempre più problemi di sicurezza e quindi si riversano nei centri commerciali. Quindi è stato creato il problema e poi è stato addirittura, invece di risolverlo, si è andati a scavare per peggiorarlo. Noi potremmo creare una consulta in comune che guardi a mettere sul tavolo le attività commerciali, l'amministrazione, la parte della polizia e su questo creare maggiori servizi per far tornare il centro storico a vivere e ad essere un posto sicuro dove si sta bene e quindi
in automatico ci saranno più persone e le attività ne gioveranno. Chiudo con lei, Susin, perché siamo alla fine. Sì, allora io sono già... Sul tema sicurezza, Crea in questi giorni, a proposito di Fratelli d'Italia, ha già dato un po' il suo contributo. Tema sicurezza io credo che... vorrei restare sul tema affitti. Esatto, sia superato, perché devo dire, la sicurezza a Treviso, come dice giustamente Mestriner, Treviso è una bomboniera, ripeto, vista anche da newyorkesi che la vedono veramente come una città a passo d'uomo, insomma. Per quanto riguarda il discorso dei commercianti e delle partite IVA, io sono già a fianco di queste persone, stiamo già lavorando per fare in modo che Treviso venga ripopolata. Certo è che il problema è non ci nascondiamo dietro un dito, è la tassazione che hanno tutte le imprese, perché le imprese oltre agli affitti hanno tutto quell'ambito di tassazione che li ammazza completamente. Ci stiamo lavorando, io mi confronto direttamente anche con Roma su questo tema qua, spero di riuscire a portare a Treviso sinceramente qualcosa di positivo a breve, però bisogna lavorarci tutti assieme cercando di creare dei tavoli che portano alla fine delle idee, che siano idee concrete da mettere in campo nel brevissimo tempo. Allora, non c'è più tempo, sono a proposito di tempo, all'1:30. Sì. Soltanto data l'armonia, anche la civiltà della nostra conversazione, andiamo verso il 25 aprile. Essendo Treviso una delle poche città d'Italia a medaglia d'oro della Resistenza, organizziamo tutti, anche voi, dateci una mano voi dell'informazione, una grande manifestazione per il prossimo 25 aprile. Vedremo allora cosa si può fare, insomma, aver lanciato questo appello. Allora, ringrazio Ugo Moro, candidato sindaco a Treviso con il Partito Comunista Italiano, ringrazio Maurizio Mestriner, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, ringrazio Luigi Susin di Fratelli d'Italia. Grazie, ci rivedremo ovviamente nelle prossime settimane. La campagna elettorale è ormai ufficialmente partita già da un po'. Vi lascio alle previsioni del tempo, come sempre vi ricordo alle 18:30 il nostro telegiornale, 19:30 scusate, il nostro telegiornale di Treviso, ma vi ricordo anche che fra 3 ore circa, alle 16:30, rivedrete in replica il processo alla Veccia a Ponte Dante, che ha avuto tanto successo nella nostra diretta di giovedì, e quindi ve lo riproponiamo per gustarvi nuovamente questo evento. Il meteo e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Ancora bel tempo sul nostro territorio, sarà infatti una giornata tranquilla. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 19 marzo. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque. Nel pomeriggio più nubi con cielo a tratti coperto a causa di una perturbazione che si avvicinerà al centro Italia, ma senza conseguenze per noi. Temperature ancora stazionarie e gradevoli, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece comprese tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole al mattino, a seguire non si escludono maggiori addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno tratti soleggiati e una nuvolosità localmente intensa. Temperature minime intorno ai 4-6 gradi, massime sui 16-18 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.